Eccoci al terzo appuntamento con i matinè delle festività. Oggi è il giorno dell'Epifania di Nostro Signore e oggi, sempre alle 10, siamo in onda in rete in tutta Italia grazie a piccoli editori che, uno vicino all'altro, stanno dimostrando di essere qualcosa di più che piccoli editori. Noi siamo leader nell'informazione locale e siamo leader nell'informazione nazionale della cultura, perché insieme siamo una forza e lo stiamo dimostrando. Ebbene, l'invito a Teatro in Casa, che vi porta a questi matinè delle festività, è presso il Teatro Comunale di Treviso, nella serata dedicata a Ludwig van Beethoven nei suoi 250 anni dalla nascita. Siamo purtroppo immersi in una situazione per la quale un magnifico concerto di questo spessore pare sia un ricordo lontanissimo di anni fa, ed invece è passato circa un anno, nemmeno un anno. Beethoven, ovvero della tenace passione e delle ambizioni ideali. Un'invenzione musicale, la sua, sempre tesa al massimo dell'energia e del significato, in continua rivoluzione ed evoluzione. Il concerto numero 3 per pianoforte e orchestra opera 37, nei tempi di Allegri con brio, largo, rondò, allegro, guiderà il nuovo modo di comporre di Beethoven, quello dei principi opposti, caratterizzato da un continuo alternarsi di contrasti drammatici, più che probabilmente ispirati da Kant nei principi esposti nei fondamenti metafisici della scienza e della natura, dove il filosofo parla di forze di attrazione e repulsione come originario impulso della materia. E Beethoven scrive: nell'anima, come nel mondo fisico, agiscono due forze, entrambe ugualmente grandi, ugualmente semplici, desunte da uno stesso principio generale. La forza di attrazione è quella di repulsione. Beethoven, in maniera geniale, riesce a tradurre musicalmente proprio questo principio della filosofia di Kant. La sua tenace passione delle ambizioni ideali, il rivoluzionario Beethoven, la sintetizza nelle sue lettere e diari di conversazione, ove scrive: la mia arte dovrà essere eseguita soltanto al servizio dei poveri. Noi aggiungiamo dei poveri, ma non solo, anche di chi ha solo voglia e bisogno di lavorare. E noi siamo tra quelli, come immagino parecchi di voi. Noi vogliamo solo lavorare. Vogliamo dare e avere un futuro. Ebbene, buon ascolto del concerto numero 3 per pianoforte e orchestra opera 37, al pianoforte un'ispiratissima Anna Barutti, eccelsa docente al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e grande, appassionata, e lo capirete, interprete di Ludwig van Beethoven. Seguirà l'almeno altrettanto nota, celebre Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Dirige un altro giovane, eccelso professionista, un talento che risponde al nome di Massimo Raccanelli, anche grande violoncellista. Io credo non servano altre parole. Basta la sua magnifica direzione per rendersi conto del suo valore professionale.
Buon ascolto a tutti.
una bagatella di Beethoven e la quarta dell'opera 126.
Ebbene, mi pare abbiamo ascoltato un piccolo capolavoro possibile anche da parte di piccole aziende. Un piccolo capolavoro di produzione e un grande capolavoro grazie a tutti gli editori che hanno dato spazio alla cultura per evidenziare un momento difficilissimo con i dovuti modi, con savoir-faire, con stile, con classe. Grazie a voi, cari amici, che ci sostenete e sostenete la cultura. Luce, oggi più che mai, che bisogna mantenere accesa, esattamente come le piccole e medie emittenti radio-televisive al vostro servizio. Grazie, al prossimo appuntamento.